lo sai, quel sogno cos'è? Attorno a noi, qui il sole non ci lascia mai. Se resterà in te, so che mai non ti perderai. Se c'è un motivo tra di noi, so che mi parlerai. Cambio canzone e poi, tra me e la vita quanto tempo c'è. Voglio vivere a colori, colorare il mio destino. Voglio un giorno senza fili che mi muovono le mani. Voglio vivere a colori, colorare il mio destino e rubare un sogno e poi, lo sai, quel sogno cos'è? Parliamo di Catania, parliamo di uno dei quartieri più popolosi della nostra città, ma anche per questo più affascinanti e più belli, e ne parliamo con padre Ignazio Mirabella. Buonasera Ignazio, benvenuto, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, io voglio partire da una frase bellissima che si legge su internet quando si cita Ignazio Mirabella. Ogni bambino, ogni ragazzo della Civita che si riesce a fare studiare è una vittoria della nostra città di Catania. Esatto, è un discorso che ormai poniamo da anni, perché è una vera scommessa. Qualora questa scommessa noi la potessimo attuare sempre e per questa proprio impegnarci, potremmo salvare questa città, che non si può salvare solo perché ci saranno medici, ingegneri, preti e politici che potranno uscire da quelle fila consuete che tutti sappiamo, ma che dai quartieri di periferia di questa città possa uscire da Librino, dalla Civita, da San Cristoforo, un ingegnere, un medico, un sacerdote, un artista. Ecco, questa è una vittoria davvero. Una grande vittoria. Senti, tu operi e lavori con grande passione all'interno del quartiere della Civita ormai da una vita. Ti è mai venuta la voglia di mollare, di dire guarda non ce la faccio, ma mi avete fatto passare la passione? Sì, devo essere sincero. Addirittura 3 anni e mezzo fa ero deciso a mollare, molto deciso. Però devo dire che ho trovato conforto in una importante figura istituzionale di questa città, che adesso non è più qui perché ha cambiato sede istituzionale, e mi ha detto una cosa importante. Peraltro questa figura addirittura in maniera spontanea faceva volontariato da noi. Possiamo dire chi è? Io lo posso dire perché queste sono cose belle. Un questore della nostra città, Michele Capomacchia, che per ben 3 volte all'improvviso e spontaneamente dedicava pomeriggi interi ai nostri bambini, e mi disse una volta per telefono: non molli per questi bambini, non me la posso dimenticare davvero. E tu sei sempre stato uno in prima linea per i bambini, qualche volta è capitato che ci siamo anche incontrati, abbiamo fatto spettacoli, anche perché poi sai tante volte una parte della città con troppa faciloneria dice vabbè quelli sono i quartieri difficili, quelli sono i quartieri ghetto. Non è così, quello è il cuore della nostra città. Bene. Dove con un lavoro attento, verrebbe da dire certe volte basta poco, ma dove davvero con un lavoro attento c'è tantissima gente per bene che ha bisogno soltanto di un po' di attenzione. Ma mi meraviglia che si dica questo, perché se non si pensa che è proprio da questi quartieri che la città ha la sua verità, non si potrà mai decollare, e a quel punto diventa falsa una programmazione che possa riguardare la città quando si farà cultura, eventi e grosse cose. Saranno cose false. Le cose vere partono dai nostri quartieri di periferia. È da lì che bisogna far decollare lo sport, la musica, l'arte, la letteratura, qualsiasi cosa. È vero. E allora la nostra Movida Small Orchestra ti ha dedicato un brano. Io ti invito ad ascoltare con attenzione le parole di quello che hanno pensato per te padre Ignazio Mirabella. Movida Small Orchestra.
attenzione, lui combatte il disagio da civiltà alla civiltà. La sua risposta per grandi e piccini è generosità. Padre Ignazio con vero coraggio ha cambiato il destino di ragazze, ragazzi e bambini, di un intero quartiere da civiltà alla civiltà. La sua risposta per grandi e piccini è generosità, dedicata a tutti quelli che gli sono accanto, dedicata a tutti quelli che rimangono dei sognatori, con Padre Ignazio e meno soli. Oh, dedicata a tutti quelli che amano Ignazio, dedicata a tutti quelli che cresciuti un po' prima del tempo, quel tempo gli è rimasto dentro. In ogni senso hanno creduto, cercato, voluto che Ignazio sia qui, che Ignazio sia qui. Hanno creduto, cercato e voluto che Ignazio sia qui. Bella davvero questa canzone, e devo dirti che in fondo loro hanno toccato un argomento molto vero. Da quando ci sei tu alla Civita tutti si sentono un po' meno soli, perché c'è la parola di conforto, perché la tua porta è sempre aperta, anche a quelli che ti sono venuti a minacciare, perché diciamolo che purtroppo ci sono quelli che ti sono venuti a minacciare, quelli che hanno cercato in un certo qual modo di farti una violenza anche psicologica oltre che fisica, ma tu con grande coraggio, tu come una roccia sei rimasto assolutamente fermo. Sì, certo, questo è accaduto anche in anni passati, oltre che in quelli più recenti, anche se già lontani. E la tua precisazione è importante, la violenza psicologica, impedire la parola, impedire l'azione, perché se tu tocchi dei tasti disturbi, devo dire, tocchi i tasti di chi sta in alto, tocchi i tasti di chi sta in basso, non si capisce più quale tastiera stai toccando, sì. e di quale orchestra, Certo. e di quale orchestra. Io sono molto commosso, sono attonito, io vorrei poi anche avere le parole di questa canzone. Certo. Oggi, tu hai detto bene, oggi sono andato a trovare una giovane mamma che ha non molto tempo di vita, e siccome per la sua salute non stava proprio a casa, oggi finalmente l'ho vista, mi ha detto una frase che mi ha lasciato in una maniera, mi ha detto: Padre Ignazio, quanto l'ho aspettata. Allora io vorrei dire, ti ringrazio Ruggero per le parole che dici. La gente dei nostri quartieri che deve rimanere sola subisce una ulteriore ingiustizia rispetto ormai al peso epocale che c'è, si è sedimentato questo peso e sembra che l'abbandono di certi quartieri ormai sia quasi normale. Debba essere appunto cosa fatta, ed è un'ingiustizia. Io nell'ufficio parrocchiale che ho in crollo ho tutto puntellato, la chiesa è chiusa con ordinanza del scusami, sindaco. è assurdo che a Catania si faccia finta di non sapere che Padre Ignazio non ha una chiesa dove poter celebrare messa, perché la chiesa sta crollando. Lo sappiamo tutti, ma facciamo finta di non sapere. Dopo 2 progetti presentati, uno nel 2001 e uno nel 2008. Ebbene, lì c'è il mio premio Livatino, però accanto c'è il disegno fatto da un bambino che lo eseguì dicendo ai Padre Ignazio, detto in dialetto: lei non deve guardare,
E io ho obbedito, perché devo obbedire Ci sempre. mancherebbe. E allora poi ha ritagliato, c'erano altri, eccetera. Alla fine ha scritto questo, Pacignazio, Ucore di Catania. Che bello. Cioè, è stato Che bello. il mio premio. Il premio più bello. Il mio premio. E se io vi facessi vedere i bambini che hanno eseguito questo disegno, si potrebbe capire di più cosa è e cosa non è una città. È vero. Senti, il Teatro Coppola potrebbe diventare una soluzione. Ma io penso di sì. Noi da 1 anno e mezzo lavoriamo legalmente sull'ex Teatro Coppola. E quindi abbiamo trattato con le istituzioni, con il sindaco, con l'assessorato al patrimonio, con l'assessore Antonio Scalia, che Certo. è molto vicino e molto sensibile. Quindi io spero che ultimamente possa accadere qualcosa, perché non me ne vogliano i giovani artisti che in questo momento Certo. stanno usando, lo sa, perché tanto rispetto per la loro Ci idea, mancherebbe, ci mancherebbe. perché non è giusto abbandonare le strutture, e quindi loro da questo punto di vista hanno fatto una cosa molto particolare. Però è anche vero che bisogna accomunare e mettere insieme tutto un progetto che riguarda, e per quello che stiamo dicendo, il bene di un quartiere e di una città. Del resto, loro sono già affermati. Certo. Loro già operano Certo. in uno spazio che è nel nostro quartiere, però se non si inizia da chi non è affermato, il tuo essere affermato è Vale di meno. è un'affermazione Vale nulla, poco veritiera. E allora noi ci impegniamo a organizzare uno spettacolo con te, con tutti gli amici della Civile. Bene. Sai chi portiamo? Il Mago Peppe! Arriva, eccolo qua, Mago Peppe. Padre, che onore, buonasera, buonasera. Guarda che questo è uno dei grandi personaggi siciliani. Io ci metto la firma ad andare, quindi quando lei mi dice, signor presentatore, padre, oggi volevo fare un gioco sano, un gioco di quella di classe, perché il padre giustamente dobbiamo fare un bel gioco. Allora guardi, faccio un gioco con le carte, lei mi prende una carta qualsiasi, quella che voi si fermi dove vuole, quella lì, allora la guardi, la faccia vedere anche a favore di camera, io mi giro perché non si sa mai. Quella lì, perfetto. Posso girarmi, signor presentatore? Va bene, si può girare, Mago? Allora, guardi padre, prendiamo la sua carta, ora le faccio vedere un gioco di abilità, io metto la sua carta a metà del mazzo, però ora con mia grande abilità la sua carta passa come prima carta. Grazie, No, grazie no, delle grazie non sei padre. riuscito manco questa volta, Mago. Non era questa la carta. qua, Non guarda. è quella. No. Vabbè, riproviamo. Allora, signore e signori, io faccio così, riproviamo. track, e la carta sale. Grazie. Non è manco questa. Sale Mago. di numero e di forma. Non è questa. Però se noi continuassimo se prima o poi la trovi, ci mancherebbe. allora facciamo una cosa un Sì. po' più sbrigativa. Te la cerco io. Ma cerchiamola più facilmente, perché facendo così, vede, tutte le carte si girano, tutte meno che una, padre. Ecco perché non era salita sopra. Ecco, Vediamo che carta bravo, è. Miracolo, Bravo. cazzo di dirlo. Era quella. Ma che bravo. Abbiamo E fatto questa il gioco- qua, il gioco di 5 classe. di picche. Bravo Mago Peppe. Ma che bravo. Complimenti, Mago, Maledetti, ciao complimenti. delle colorissimi! E allora, Padre Ignazio, io sono felice di averti avuto qui con noi. Tu sai che come possiamo esserti utili, noi siamo assolutamente a tua disposizione. Grazie a voi. Vorrei dire che tu in questo periodo celebri messe in un corridoio. In un corridoio fatiscente. La domenica ci spostiamo nella parrocchia più in là, a San Francesco da Paola, perché c'è gente a messa la domenica, c'è abbastanza gente e ci stiamo accontentando. Speriamo che, vedi Ruggero, sabato è stata la partita, mi pare, del Catania. vero? Sì, un sabato. Questo sabato. Sì. Ecco, questo risultato, la sconfitta, ecco, vorrei fare l'appello anche a chi è in alto nelle istituzioni dello sport, fare uno stadio, eccetera. Mi piacerebbe se ad un certo punto, mentre si fa uno stadio nuovo, si fa anche una città nuova. Un Io quartiere. auspico questo, un È quartiere vero, e una è città vero. nuova. Bravo, Padre Ignazio, Grazie. davvero per Grazie. essere stato con noi. Padre Ignazio Mirabella, Grazie. a te le colorissimi.